Dovremmo fare spazio ora qua, Sì, dovete spostare sia del favore. Ah, che nomi scritti? Sì, ognuno deve il suo nome. No, no, da tutta, calma, calma. Attenzione, da mettere.
Corrado col vescovo. Ciao Maria, come stai? Scusa, ma io sono intoccabile. Facciamo una foto. Ok signori, per favore, serve un po' di spazio, un po' di spostarvi, dai! Allora per favore un po' indietro, proprio un po' indietro. Perché non abbiamo assicurazione. Vai! Pensa che c'è registro però. Spingi perché la pesca, spingi. Ok, buono. Vai, ora. Vai, ora, ce la provo. Che a fare? Hai spinto. Andiamo a scappare e spinge con gente. Sono comunissimi. Allora, oltre a essere un palo. Franco, sul sito lo trovato. Se su, faccio trovare. No, lei. Allora torniamo a Che va a fare? Dino, già siamo in stato in caso. Santo Dio. Ora sì, ora possiamo fare che giocavo lì. Che la fa? Ma spingi. Amore, forza, dai, spingi. Forza. Occhio. Oh, riesce. Ma facciamo così, amore, riesce. C'ho l'ungugno, vogliamo un pugno capanna.
l'hanno espulsione. Si dirà, Che faranno? Esce! Ma sul rovero, come la faranno a scendere? Ma sta fermo, Sai che è la pazienza? La pazienza è che hanno fatto 1 milione di prove. 1 milione. Occhio bimbo. Non può perché la misura è. Cosa Sorciana? Ecco, attimo. sono contraddetto. Chiego. Grazie Lidia mia, grazie. Come stai?
Situazione c'è? Sono lontano. Sto buoni ragazzi, Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. Ciò che il Signore chiede a Pietro lo chiede ad ognuno di noi. Tu mi ami? Solo rispondendo con consapevolezza a questa domanda potremo dirci seguaci di Cristo. Saremo pronti a vivere in pienezza il Vangelo. Potremo rivivere la stessa missione di Pietro, che malgrado i momenti di crisi saprà consegnarsi totalmente alla testimonianza di un amore che non ha limiti e non offre sconti. Ripetiamo insieme: ascoltaci Signore. Rendici testimoni coraggiosi del tuo Vangelo. Ascoltaci Signore. Aiutaci a superare i momenti di sconforto. Ascoltaci Signore.
nutrici della tua parola con pazienza. Ascoltaci, Signore. Prima di proseguire con la processione, desideravo fare un ricordo affettuoso da questo luogo, perché stiamo per passare davanti all'abitazione di una cara sorella molto devota a San Pietro, che non sarebbe mancata in questo momento. Passeremo davanti alla sua abitazione e la ricorderemo con tutto l'affetto del nostro cuore. La sua figliola è qui con noi, portatrice, e quindi un pezzo di lei è con noi. Ricordiamo Assunta in questo momento. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda lei riposo in pace. Amen. Possiamo proseguire con la processione. Non c'è la roba. Adesso andiamo. Tu non alza attento. Allora ci mettiamo non ha senso che ci attiamo. Nel senso buono della parola. Sembrava 10 ore.
Vai. Rallentato. Fermo, metti. Fermo, metti. Vai. Michele! Michele! Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse le vesti attorno ai fianchi, poiché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Anche a noi succede di non riconoscerti. Anche noi non siamo spesso in grado di vederti negli ultimi, nei poveri, negli immigrati, in chi cerca una parola di consolazione e in chi è solo e privo di qualsiasi conforto. Dacci occhi nuovi, Signore, perché possano trovarti dove tu sei, e solo allora riusciremo a riempire la nostra rete della tua infinita misericordia, della tua divina consolazione. Ripetiamo insieme: aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore. A riconoscerti negli ultimi. Aiutaci, Signore. A guardare il mondo con i tuoi occhi. Aiutaci, Signore. Ad avere sempre bisogno di te. Aiutaci, Signore. Paolo. O vuole buttare a spalle? O vogliamo buttare a spalle? La cambiamo un altro po'.
capisci che deve È la essere democrazia popolare. Quelli da non Presidente del mettono Consiglio fuori. voglio, No, 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 no. Questa campana, Dal Vangelo di Matteo. Allora Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui 3 campane, una per te, una per Mosè e una per Elia. Come Pietro, anche noi a volte vorremmo fare esperienza del Cristo isolandoci, costruendoci una fede a nostra misura, realizzando percorsi individualistici, pianificando una salvezza che parta da noi e si concluda in noi. Ma il Vangelo è di tutti, è per tutti. Ci chiede di essere relazione ad immagine di Dio e vuole percorsi comunitari di salvezza che ci donino la gioia della convivialità e della generosità. Ripetiamo insieme: Signore, rendici Chiesa accogliente. Signore, rendici Chiesa accogliente. Per tutte quelle volte che preferiamo rinchiuderci in noi stessi. Signore, rendici Chiesa accogliente. Per quelle occasioni in cui mettiamo noi al primo posto. Signore, rendici Chiesa accogliente. Per quelle esperienze escludenti che come cristiani promuoviamo. Signore, rendici Chiesa accogliente.
Dal Vangelo di Giovanni. Allora Andrea incontrò per primo il suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Fissare lo sguardo, guardare con attenzione, entrare in empatia. È quello che ha fatto Gesù con Pietro, è quello che fa Gesù con ognuno di noi. È uno sguardo magnetico il suo, di quelli che segnano, che non si dimenticano, che implicano un cambio di vita, una rigenerazione, un nuovo inizio. Lo stesso che da quell'istante disse il pescatore di Cafarnao, lasciando tutto per seguire il Maestro. Ripetiamo insieme: fissa su di noi il tuo sguardo, Signore. Fissa su di noi il tuo sguardo, Signore. Quando siamo distratti dalle vanità del mondo, Fissa su di noi il tuo sguardo, Signore. quando prevale in noi stanchezza e malinconia, Fissa su di noi il tuo sguardo, Signore. quando ci lasciamo sedurre da falsi profeti, Fissa su di noi il tuo sguardo, Signore. Scusate, dagli un cioppa forza! Non potete!
Un attimo. Dove da scendere? Un passo davanti. Fate passare Don Peppe. Roberta. Sì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O gloriosi apostoli di nostro Signore Gesù Cristo, San Pietro, roccia su cui è stata fondata la Chiesa, e San Paolo, ardente missionario delle nazioni, vi invochiamo con fervore e fiducia. San Pietro, tu che sei stato scelto da Cristo per guidare il suo gregge e rafforzare la fede dei suoi fratelli, intercedi per noi perché la nostra fede non venga meno, anche nella prova e nel dubbio. Impariamo ad amare la Chiesa nonostante le sue debolezze e a servire i nostri fratelli con umiltà, come te che nonostante il tuo rinnegamento sei stato innalzato nella misericordia. San Paolo, tu che hai ascoltato la chiamata del risorto sulla via di Damasco e hai cambiato vita, donaci il coraggio di una conversione sincera, la forza di testimoniare il Vangelo senza paura e lo slancio per annunziare l'amore di Cristo a coloro che lo ignorano. Tu che hai portato la parola fino ai confini del mondo, illumina il nostro cammino quando non sappiamo più dove andare. Voi due, colonna della fede, martiri dell'amore divino, avete versato il vostro sangue per il nome di Gesù. Fate crescere in noi lo zelo missionario, il desiderio di unità, la fedeltà fino alla fine, in questo mondo ferito e travagliato. Siate le nostre guide, i nostri protettori e i nostri modelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie a voi. Grazie. Buon cammino. Grazie. Per tutti. Dobbiamo modificare le impostazioni. Grazie.
llegare alla chiesa, no? Dagli atti degli Apostoli. Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio regato ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia ottenuto la salute, la cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. Costui vi sta innanzi, sano e salvo. Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testata d'angolo. Per la città tutta, la parte alta e quella bassa, la zona nuova, le aree periferiche, rivolgiamo la nostra preghiera finale a Dio, al termine di questo percorso di fede, affinché ogni abitante di questo territorio si riscopra coprotagonista e artefice dello sviluppo sociale, etico, economico e culturale di Modica, città che i nostri avi hanno posto sotto la tutela e la protezione dell'Apostolo Pietro, perché potessimo trarre ispirazione da lui, testimone del risorto, e dalla sua esperienza di fede imparare ad agire nello spirito di giustizia, di carità e di fraterna condivisione. Ripetiamo insieme: per intercessione dell'Apostolo Pietro, ascoltaci, Signore. Perché Modica riscopra la sua essenza di città aperta e accogliente. Intercessione dell'Apostolo Pietro, ascoltaci, Signore. Perché gli amministratori di questa città agiscano sempre nell'ottica del bene comune. Per intercessione dell'Apostolo Pietro, ascoltaci, Signore. Perché ogni modicano sappia incarnare i valori del Vangelo nel suo agire quotidiano. Per intercessione dell'Apostolo Pietro, ascoltaci, Signore. A conclusione di questo percorso, durante il quale abbiamo toccato alcuni punti della parte bassa della nostra città di Modica, desidero ringraziare la città di Modica, che in questi giorni si è resa partecipe con passione e con devozione, seguendo le orme di uno dei propri patroni, San Pietro. Desidero ringraziare l'amministrazione comunale, che ogni anno svolge e dona, offre la propria collaborazione per lo svolgimento di questi festeggiamenti nel migliore modo possibile. Desidero ringraziare tutti i devoti, i portatori della parrocchia di San Pietro e delle parrocchie che hanno prestato
le loro spalle e il loro servizio per questo compito così delicato ma anche così bello e così impegnativo. E nel ringraziare tutti di vero cuore voglio continuare la preghiera per la nostra città di Modica, perché viva sempre ricordando la parte migliore di sé, tirando fuori le proprie energie migliori, le proprie esperienze migliori, perché la città di Modica si ricordi chi è e lo viva come continua a viverlo nel quotidiano, nel silenzio e nel nascondimento di tante persone che offrono e svolgono servizi importanti e delicati, senza clamore e senza pubblicità. Per tutti loro, per la parte buona di Modica, che è la stragrande maggioranza, per le energie migliori affinché vengano ancora di più rafforzate, invochiamo l'aiuto e il patrocinio del nostro San Pietro e lo invochiamo facendoci prestare le parole da Gesù attraverso la preghiera che lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Glorioso San Pietro, principe degli Apostoli e patrono di Modica, benedici e custodisci questa nostra cara città. Amen. Viva Pietro l'eccelso patrono, vera gloria di nostra città. Viva Pietro l'eccelso patrono, vera gloria di nostra città. E viva San Pietro! Occhio davanti, la vara è da bene. La vara è da bene. Tiriamo?
Pietro, attenzione, giriamo, attenzione. Va bene così. Vincete. Ciao Luca, Vincevo. No. Sì, va bene. Così scade Zambelli e ce la siamo i nemici. Ah, mamma mia! Ma come lo devi fare? Sapete perché qua è un suo questo, si fa Paolo che ci scrive su questi nomi, non funziona, si sente nei patroni. Ci siamo foccati a picci, prima non volevo buttare un uovo, e ora tutti si giurano a parlare. Ma capito? E si afferma. Perché Adam Mandela, certo poi Adam Mandela. Il carriello non lo potevo rappidiare perché ci sono dietro, non vogliamo passare. Fatto un carriello lasciato. Ma c'è Adam Mandela. Ci vediamo a spadere su. allora facciamo che a fare una cosa per bene media di un vendanello. Cosa la mettere nelle linee, non la mettere nella. Ma però secondo me si fa la cosa. Si chiama almeno l'abbiamo superispato, dobbiamo mandare le mie, già. Ora Solleviamo! I fruccetti sotto l'Indio. Vai! Ora manteniamo. Ho visto che c'è il i piedi, ma raccomando sempre i piedi, non Non andiamo a fare una gara. ma qui è troppo alto. Ma spingete. Io caso non c'è Pietro. Non volevo era si affianca perché uno poi non ha Però uno contro uno è così. Scaria, tu scaruto. Io digno sempre, meglio pronto. No, hai detto, dobbiamo stare sempre sul che va là. Come stanno di sai, per gli occhi devo bere come là, non è la nostra.
mi sparte se c'è. Tutto. Aspetta, andiamo lì. All'ultimo a fare aiutare. Io ovviamente ero la denuncia, ma così non ne so. Ora mi puoi appugliare. Bravo, spingi, spingi.
Via San Pietro! Vediamo com'è numero, com'è avanti? Com'è che è messo? Com'è messo? Com'è che io non lo vedo? Oh, che se non Com'è c'è com'è? no, com'è che? Cavaliere alla fiera o mai andare? Com'è? Non ha messo coraggio. Vediamo subito, fatti un rimane un po'. No, non ci siamo. Ma io state lì, ma come non sono validi. In avanti che si male, in avanti che si male. Va bene. Alla sfida ci vediamo Una picca sì. Arrivo.
Allora.